presento, sono Francesco Masolo, giornalista di Repubblica, mi occupo di fumetti e di fumetti parleremo questa sera. Parleremo e disegneremo molto, perché c'è Andrea Guglielmino che ha illustrato Mastro Tasso e il suo cappello, lo metto a favore di camera. All'interno quindi di questo contesto tradizionale mette delle tematiche molto interessanti perché molto moderne e contemporanee, che sono quelle dell'esclusione, del pregiudizio, dell'emarginazione, in questo caso del pregiudizio di cui è vittima il nostro Mastro Tasso. E qui passo la palla ad Andrea Guglielmino, che magari ci racconta un po' come nasce questo Mastro Tasso e come ti sei trovato a disegnarlo. Sì, diciamo che innanzitutto c'è da dire una cosa, non so se l'abbiamo già specificato, che la storia di questo libro non è scritta da me, io l'ho reinterpretata attraverso le illustrazioni, ma è scritta da questa donna bellissima, misteriosa, che infatti non c'è, che si chiama Elena. In questo caso noi abbiamo un doppio livello, perché è vero che c'è la storia di Mastro Tasso dello scoiattolino, ma la storia è inserita all'interno di un'altra storia, che è la storia di un bambino, come i nostri piccoli ospiti qui presenti, che si chiama Tommasino. E colgo l'occasione anche per iniziare a raccontarla questa storia. Tommasino un giorno decide che vuole vedere il mondo in maniera diversa, che vuole vederlo come se fosse grande. E allora si inventa una cosa: come può fare un bambino per vedere il mondo dall'alto, come farebbero i grandi? Voi cosa fareste, per esempio? Lo chiedo ai nostri piccoli ospiti. Vi viene in mente qualcosa che potreste fare per vedere il mondo? Girare nel bosco? Sì, buona risposta, bella idea. Però nel bosco tu lo vedi, no? Sempre da piccolina, devi andare un po' più in alto, no? Per vedere il mondo come se fossi grande. E quindi ti puoi arrampicare su un albero. Ecco, non fatelo però. Si arrampica sull'albero e quindi i genitori e la nonna, un po' preoccupati, cercano di farlo scendere e lui non vuole scendere perché ha deciso che deve vedere il mondo in maniera diversa, lo vuole vedere da grande. Si sente grande, da lì si guarda questi genitori piccoli perché li vede dall'alto, ed è la nonna poi alla fine a inventarsi questo modo per farlo scendere. Dice: adesso sai che faccio? Ti racconto una storia. E da lì, all'interno della nostra storia, inizia un'altra storia, come in un gioco di matriosche, di bambole una dentro l'altra. Ed inizia questa storia che ha per protagonista invece questo scoiattolino che si chiama Romeo, che è anche un po' Tommasino. Se voi lo vedete disegnato ha lo stesso colore di Tommasino, l'abbiamo fatto rossiccio, no? Perché Tommasino chiaramente si identifica nella storia di questo libro. E quindi diciamo c'è questo doppio livello. Tornando alla tua domanda, discorsi forse un po' più da grandi, perdonateci bambini, questo passaggio secondo me in qualche modo rende la modernità della storia. Cioè, il primo confine è la campagna rispetto alla città, no, non c'è più il bosco ma c'è la campagna, ma all'interno della campagna poi il confine successivo diventa il bosco, si va sempre verso il più selvaggio, verso il più misterioso. Questo bosco è un mondo tutto da esplorare per lo scoiattolino Romeo, è uno scoiattolo molto bravo, è uno dei più bravi della scuola elementare scoiattola, e la sua maestra è la sua mamma, tra l'altro, che si chiama Clitemnestra. E però questo scoiattolino, pur essendo molto bravo, molto sveglio, è anche uno scoiattolino che insomma ha avuto qualche problema, qualche disavventura, perché non ha più il papà. Quindi la sua mamma che vuole proteggere, però gli vuole anche insegnare come fare ad affrontare quelli che possono essere i pericoli del bosco. E quindi davanti alla lavagna gli insegna quali sono le bacche velenose, quali sono quelle buone, e gli insegna anche che deve stare attento agli uomini ogni tanto, perché gli uomini vanno a caccia nel bosco, quindi insomma bisogna guardarli, non dico con diffidenza, ma con una certa attenzione. In particolare all'interno del bosco c'è un punto che è considerato particolarmente pericoloso, particolarmente anche un po' spaventoso. C'è sempre nel bosco, no, l'elemento di paura, poco spaventoso, non mi spaventa molto, ed è la casa di Mastro Tasso. Mastro Tasso è un vecchiaccio, diremmo, insomma, un vecchio molto burbero, molto arcigno, e si dice che sia pazzo. Quindi gli scoiattolini e tutti gli animali sono un po' spaventati dall'avvicinarsi alla casa di Mastro Tasso, perché hanno paura che lui possa far loro del male. Però Romeo è talmente curioso che un giorno non resiste e, di nascosto dalla mamma, per non farla preoccupare, soprattutto perché vuole molto bene la sua mamma, si avvicina alla casa di Mastro Tasso. Incontra una coccinella, succedono delle cose, ma non vi dico proprio tutto, perché sennò poi dopo vi tolgo il gusto della lettura. E appena entra nella casa di Mastro Tasso vede effettivamente il mostro a 6 braccia che gli si proietta contro, e lui si spaventa tantissimo, lancia un dondolino, e però poi a un certo punto si accende la luce. Allora Romeo si rende conto che questo mostro che lui ha visto è un attaccapanni, è un attaccapanni con sopra un cappello a cilindro. Eccolo qua, ti puoi fare eccolo vedere il mostro, ecco il mostro qua, terribile. come vedete non fa paura,
tanta paura.